Una casetta ai margini del bosco, un pupazzetto di peluche di nome Orsetto, gli occhi pieni di nuvole, la scelta di mantenersi sempre al sicuro nelle quattro mura di casa, perché là fuori c'è un mondo che non vede come amico. Questo è Paride. Mamma, corri, sento un rumore, c'è un mostro nell'armadio. Ancora, nell'armadio ci sono solo i tuoi vestiti. Rapidamente Paride viene risucchiato nell'ignoto, senza che possa minimamente opporsi. Orsetto, Orsetto! A casa la sua famiglia lo abbraccia fortemente. Guarda, mamma, Paride ha una strana luce intorno. Paride affronta le sue paure con coraggio per le vie intrinseche dell'inconscio, in modo tale da guardarle in faccia, capirla, accettarle e convivere il più serenamente possibile con loro. C'era una volta un mostro nell'armadio. Fiaba ideata e realizzata dalla docente di scuola primaria Sina Mazzei in collaborazione con la dottoressa psicologa Martina Perazzone e la dottoressa filosofa Valentina Isabella.